Buongiorno, benvenuti al TG Sicilia, le principali notizie. A Catania la San Silvestro a mare sotto la pioggia battente. Tra gli spettatori il sindaco trentino che annuncia è l'ultima edizione con il ponte di Ognina. Presto sarà abbattuto. A Palermo Capodanno con Arisa e dopo mezzanotte The Colors al Politeama. A Catania in Piazza Duomo Zappato, Colorindaco, Caballà con i Beggi, Delia, Marina Rei e Gali. Ordinanze delle amministrazioni per limitare il traffico e i divieti di consumare alcolici ed esplodere botti. Nel Siracusano sequestrati 320 kg di botti di Capodanno illegali e 5.000 petardi. 3 arresti a Santa Venerina, nel Catanese. Mentre gli esperti suggeriscono la massima prudenza anche per i botti regolari, i festeggiamenti diventano vero e proprio panico per i nostri amici a quattro zampe. A Tremestieri Etneo fatta esplodere la cassaforte del bancomat dell'ufficio postale, 2 i rapinatori fuggiti in auto. Palermo c'è la mafia dietro gli spari contro la chiesa dello Zen, ne è convinto un famoso pentito di Cosa Nostra, Santino Di Matteo, che non crede alla storia della violenza giovanile e di strada. A Catania la marcia nazionale per la pace organizzata dalla Conferenza Episcopale, partenza alle 15.30 da Piazza Stesicoro. L'arcivescovo Renna, la non violenza ha inizio dalla preghiera. Tra poco saluteremo insieme il 2025 ricordando con le nostre immagini cosa ci lasciamo dietro con l'anno che sta per finire. Calcio, il Catania comincerà il 2026 con il nuovo colpo di mercato, Giovanni Bruzzaniti. Intanto i rossazzurri hanno chiuso il 2025 in vetta, un anno di crescita sul campo, nel club e per le prospettive future. Bentrovati, sport, tradizione, goliardia. A Catania sotto la pioggia battente si è rinnovato l'appuntamento con la San Silvestro a mare, quarta vittoria consecutiva e record per Riccardo Torrisi. Tra gli spettatori il sindaco trentino che annuncia è l'ultima edizione con il ponte di Ognina. Presto sarà abbattuto. Tonino De Mana. Più un'impresa sportiva che goliardica, soprattutto per le condizioni meteo, con la pioggia protagonista dell'edizione 2025. Riccardo Torrisi batte anche le intemperie e cala il poker, ovvero mette il suo nome per la quarta volta consecutiva nell'Albo d'Oro della San Silvestro a mare, tradizionale appuntamento che si rinnova dal 1960, fermato solo per 2 anni dall'emergenza Covid. Riccardo, palanotista in forza all'Ortigia, taglia il traguardo, mentre noi ci districhiamo tra spettatori e indomiti concorrenti. Il fiatone è tanto, la soddisfazione è altrettanto, un bacio e sono 4. Sì, assolutamente. Quest'anno è stato con un tempo un pochettino più difficile, però ci piace lo stesso e partecipiamo e siamo presenti. Le tue sensazioni? Le mie sensazioni, ogni anno, questo è il quarto, sono sensazioni sempre più belle e l'emozione è sempre unica, quindi... Tra gli spettatori il sindaco Enrico Trantino. Tutti quanti volevamo vedere la performance di questi eroici nuotatori e avevo pensato di tuffarmi pure, però in effetti mi sono reso conto che l'ultimo bagno l'ho fatto a metà agosto, quindi ho detto no, non se ne parla assolutamente. Che sia un 2026 come tutti quanti lo desiderano. Starter d'eccezione il presidente Fin ed ex assessore Sergio Parisi. Sono certo che la prossima edizione sarà col sole che spaccherà le pietre, sempre con più atleti. E già si pensa all'edizione 2026, magari con il sole, ma con una grande novità. La svelano proprio Trantino e Parisi. E tra l'altro potrebbe essere anche questa un'immagine storica, perché non è escluso che l'anno prossimo questo ponte non ci sia più, visto che a gennaio cominciano i lavori, e questa è la cosa che abbiamo fortemente voluto con Sergio. Mancherà il ponte, non certo l'entusiasmo e la voglia di mettersi in gioco. Palermo, prima Arisa e dopo mezzanotte The Colors guideranno il concerto di Capodanno al Politeama. Firmate le ordinanze per regolare il traffico e il divieto di esplodere botti. Marco Gullà.
Il countdown sta per finire. Palermo si prepara alla notte di Capodanno con l'ormai tradizionale appuntamento del concerto di Piazza Politeama. Saranno a risa gli speaker Marco e Raffa e la musica disco ad accompagnare i palermitani e tanti turisti in visita nel capoluogo siciliano per le ultime ore del 2025. Poi, una volta scoccata la mezzanotte, sul palco sono attesi i The Colors, che quindi apriranno il 2026 del capoluogo. La capienza massima stabilita è di 16.000 spettatori, di cui 9.000 su Piazza Castelnuovo e 7.000 su Piazza Ruggero VII. L'apertura dei varchi è prevista alle 20. A mezzanotte il brindisi con il sindaco Roberto Lagalla e successivamente l'arrivo dei The Colors, che daranno ritmi importanti alla serata. Il comune ha predisposto un articolato piano di limitazione alla circolazione pedonale e veicolare nell'area del Politeama, vietati ovviamente fuochi d'artificio e l'esplosione di petardi in città. Per chi non rispetta l'ordinanza sono previste sanzioni amministrative comprese tra 500 e 5.000 euro. Nei casi più gravi, qualora l'uso dei botti provochi danni a persone o cose, possono scattare anche responsabilità penali previste dalla legge. Palermo pronta a brindare al 2026, sperando che questa volta la cronaca non sia protagonista come nell'anno che si sta per chiudere. Anche a Catania, ultimi preparativi in Piazza Duomo per il concerto di fine anno. Sul palco Zapato, Colorindaco, Caballà con i Beddi, Delia, Marina Rei e Gali. Sarà vietato consumare superalcolici e ci saranno limitazioni temporanee alla viabilità. Orazio Longo. La pioggia non scoraggia i catanesi che si preparano a festeggiare l'arrivo del nuovo anno in Piazza Duomo con il concerto evento organizzato dal Comune. Nelle immagini gli ultimi accorgimenti tecnici sul palco che stasera a partire dalle 20:30 accoglierà artisti come Zapato, Colorindaco, Caballà con i Beddi, Delia, Marina Rei e Gali. A condurre lo spettacolo, che sarà proposto su maxi schermo anche in Piazza Università, saranno Ruggero Sardo e Desiree Ferlito. Tantissimi gli artisti nazionali che arriveranno su quel palco stasera per salutare insieme a voi l'inizio di questo splendido 2026. Sarà un'occasione per incontrarci, per salutare il 2025 e per farci migliori auguri per l'anno nuovo che arriva. Gli stessi auguri che vi faccio adesso. Con tanta gioia e un pizzico di emozione vi aspetto. Ingressi contingentati, 8.000 gli accessi consentiti in Piazza Duomo e 7.000 in Piazza Università. Metropolitana che rimarrà aperta sino alle 3 di notte. Per la sicurezza l'amministrazione ha emesso ordinanze su modifiche temporanee della viabilità e divieto di vendita e consumo di bevande superalcoliche e in contenitori di vetro nelle aree dell'evento. Dalle 16 alle 6 di domani mattina, nel raggio di 250 metri, è vietata l'introduzione di oggetti, strumenti e materiali illeciti, proibiti e pericolosi per l'incolumità. Portare valigie, zaini di dimensioni superiori a 30 cm di altezza, spray e liquidi urticanti, bastoni per selfie, strumentazione fotoprofessionale o semiprofessionale, mezzi contundenti, bottiglie e contenitori di vetro e alluminio, mentre le bevande contenute in bottiglie di plastica saranno private del tappo. Nel siracusano sequestrati 320 kg di botti di Capodanno illegali e 5.000 petardi, e a Santa Venerina nel Catanese arrestati in 3 che trasportavano fuochi d'artificio abusivi. Intanto Protezione Animali e WWF ricordano che i festeggiamenti diventano vero e proprio panico per i nostri amici a quattro zampe. Orazio Longo. Niente fai da te e non raccogliere i botti inesplosi. Il decalogo degli esperti sui festeggiamenti di fine anno tende a limitare i danni di un racconto che anno dopo anno tramanda storie di lesioni, traumi, amputazioni, se non ancora di peggio, ad adulti e bambini che incautamente si avvicinano all'uso di petardi e fuochi d'artificio. In fase di prevenzione si moltiplicano le ordinanze di divieto nei vari comuni, anche a Catania quella del sindaco Trantino, per garantire la sicurezza pubblica e prevenire rischi per l'incolumità. Ma non basta. I pediatri puntano l'attenzione ai disturbi respiratori dei più piccoli causati dall'inalazione dei fumi prodotti dai materiali pirotecnici, un fenomeno in aumento negli ultimi anni. Ma quello che accade tradizionalmente la notte del 31 dicembre non riguarda solo gli uomini. Ad essere coinvolti sono anche gli amici a quattro zampe. Dopo la morte di un cane a Firenze, ucciso per lo spavento dal rumore dei botti, il WWF rinnova l'appello a fermare i fuochi di Capodanno. L'ENPA, l'Ente Nazionale per la Protezione degli Animali, parla di panico e lancia un vademecum per aiutare gli animali domestici a superare la notte più spaventosa dell'anno. Preparare uno spazio sicuro, individuando una stanza tranquilla, lontana da finestre e rumori esterni. Non lasciare solo l'animale perché la presenza di una persona gli dà sicurezza, non sgridarlo e cercare di mascherare il rumore con parole o musica, mantenendo
mantenendo sempre un tono di voce calmo, sperando che tutto passi presto. A Tremestieri Etneo, assalto notturno con esplosione alla cassaforte del bancomat dell'ufficio postale di Piazza Tivoli. 2 i banditi in azione con il volto coperto sono fuggiti a bordo di un'auto. Eva Spampinato. Un'esplosione in piena notte, l'ennesima rapina violenta a Catania. Questa volta a subire i danni di una coppia di banditi è stata la posta di Piazza Tivoli a Tremestieri Etneo. Tra le 3 e le 5 del mattino 2 uomini col volto coperto hanno fatto esplodere la cassaforte di questo banco posta, facendo saltare in aria il sistema di sicurezza e fuggendo poi a bordo di un'auto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Gravina di Catania insieme agli uomini della scientifica e agli artificieri per mettere in sicurezza l'area e avviare i rilievi. Al vaglio le immagini delle telecamere di videosorveglianza, mentre resta ancora da chiarire l'entità del bottino. L'ufficio postale è rimasto chiuso al pubblico, un episodio che si aggiunge a una serie di rapine registrate nelle ultime settimane a Catania e provincia, alcune anche particolarmente violente, e che riaccende l'allarme sicurezza sul territorio. A Calamonasi, nell'Agrigentino, una lettera anonima di minacce è stata inviata al sindaco Pino Spinelli. Noi agiamo e un bel buco in fronte non te lo leva nessuno. Questo l'ho scritto. Il riferimento, che non è del tutto chiaro peraltro, secondo gli investigatori potrebbe riguardare lo scuolabus acquistato dal comune per consentire ai bambini riberesi di raggiungere la scuola. Palermo, c'è la mafia dietro gli spari contro la chiesa dello Zen, ne è convinto un famoso pentito di Cosa Nostra, Santino Di Matteo, che non crede alla storia della violenza giovanile e di strada. Maglio Viola. Palermo rischia un pericoloso ritorno al passato e gli spari contro la chiesa dello Zen sono un segnale che non va sottovalutato. Parola di Santino Di Matteo, pentito storico e padre di Giuseppe, il ragazzino assassinato da Giovanni Brusca proprio per punire il padre pentitosi. Per l'uomo di Cosa Nostra, ormai uscito da anni da quel mondo, la violenza di strada di questi mesi in città non è solo frutto di una classe di giovani violenti e drogati. Sarebbe in corso una campagna di reclutamento, di nuova manovalanza da parte di Cosa Nostra, e questi giovani puntano a mettersi in mostra, a far vedere di essere in grado di commettere reati. Sullo Zen poi per Di Matteo quegli spari sono un messaggio al parroco che sta lavorando bene nel quartiere e dà fastidio, e per questo viene invitato a farsi da parte. Più in generale, dietro ogni evento continua a esserci Cosa Nostra, secondo il pentito. I boss scarcerati come i Madonia o i Lo Piccolo non sono mai andati veramente via dai loro quartieri, restano dietro le quinte dopo la scarcerazione e mandano avanti altri, ma mantengono il controllo del territorio, hanno disponibilità economica e usano questi ragazzi come possibile manovalanza di domani per sostituire i picciotti che vengono beccati, che sono sempre di più e sempre più di frequente. Catania, scelta dalla Conferenza Episcopale per la 58esima Marcia Nazionale per la Pace. Partirà alle 15:30 da Piazza Sesicoro. 5 tappe tra chiese, piazze e porto, per diffondere il messaggio della non violenza contro le atrocità della guerra. Simona Mazzone. Siamo a Catania per dire che vogliamo la pace e vogliamo preparare la pace. Parte da Catania la 58esima Marcia Nazionale per la Pace, promossa dalla CEI, che quest'anno ha scelto proprio il capoluogo etneo con l'arcidiocesi e numerose realtà religiose e civili, tra cui Azione Cattolica, Acri, Caritas, Libera e Pax Christi. Quest'anno siamo venuti qui da tutta Italia a Catania, che è una città bella, importante, con tanti messaggi di pace che può dare, per dire che siamo noi chiamati a costruire la pace. Si parte da Piazza Sesicoro per toccare 5 tappe tra chiese, come San Biagio per ascoltare Pizza Balla da Gerusalemme, e poi piazze e il porto della città, con testimonianze nazionali e internazionali, interventi su dialogo interreligioso, educazione alla pace e impegno civile. Non c'è via che si possa percorrere per costruire la pace che non nasca dalla preghiera, non nasca dal ritrovarci attorno all'Eucaristia e chiamare Dio con il nome di Padre.
La pace sia con tutti voi, verso una pace disarmata e disarmante, il messaggio di Papa Leone XIV. La marcia che la Chiesa italiana promuove dal 1968 e che anticipa la giornata mondiale della pace del 1° gennaio è un gesto pubblico di preghiera, testimonianza e responsabilità storica contro il riarmo, per ribadire che la guerra è una follia. Da qui l'invito a non rassegnarsi alla globalizzazione dell'impotenza, ma a scegliere la via della pace come costruzione concreta e quotidiana. Appuntamento, pioggia permettendo, alle 15:30 in piazza Sesicoro a Catania. Quest'anno Franco Battiato avrebbe compiuto 80 anni. A lui il Catania Jazz ha dedicato al Teatro Metropolitan lo spettacolo dei Dervisci Rotanti, che è un'espressione della filosofia sufi, che era molto amata dal maestro Lorena Dolci. Mettendo i dervisci rotanti insieme alle balinesi e ai danzatori bulgari. Tutto ruota intorno alla stanza, come questa danza ipnotica al suono di flauti e tamburi. 4 dervisci e 8 musicisti, un ensemble turco capitanato da Suleyman, legato per anni a Battiato da amicizia. Ci siamo conosciuti nel 93 e da allora abbiamo avuto sempre una profonda connessione, racconta. Battiato amava molto la nostra musica, il flauto ney che suono io e la filosofia sufi. Anche le sue canzoni sono piene di filosofia. Io sono sempre stato un suo fan. Le braccia aperte come ali, una mano rivolta al cielo e l'altra a terra. I dervisci girano in senso antiorario, prima piano e poi sempre più velocemente, fino a compiere 30 giri al minuto. L'allenamento è molto duro, si comincia con delle tavole di legno e ci vogliono almeno 2 anni per abituarsi alle vertigini. Questo è l'allenamento fisico, poi c'è anche quello spirituale, per correggere se stessi e credere in Dio. Un rituale sacro antichissimo, dichiarato patrimonio dell'umanità, così solenne da lasciare perplesso parte del pubblico, che affascinava molto invece Battiato, che quest'anno avrebbe compiuto 80 anni, una tappa fondamentale nella sua ricerca della verità, il suo centro di gravità permanente. E torniamo alla serata che ci aspetta per il cenone di Capodanno, immancabili pesce e lenticchie, tradizione e qualche originalità a tavola per iniziare al meglio l'anno nuovo. Veronica Barbarino. Il conto alla rovescia per la notte di Capodanno è iniziato, sale prenotate da settimane e menù studiati nei minimi dettagli. Chef e brigate di cucina lavorano senza sosta, mentre in sala si cura l'atmosfera. La sala apparecchiata con i posti a sedere per tutti e il cibo verrà servito a buffet, distribuiti in entrambe le aree. Ci saranno bollicine, vini bianchi e rossi. Si punta sui piatti della tradizione italiana, ma con un tocco di originalità. Dal bollito misto al cocktail di gamberi, al classico vitello tonnato, alle prote duchessa, piatti che comunque hanno fatto un po' la storia dell'Italia e che a noi oggi piace rivivere in chiave leggermente un po' più moderna e tradizionale. E ovviamente non possono mancare le lenticchie. Simbolo di fortuna e prosperità, sono obbligatorie per garantire un sereno anno. E accanto ai grandi classici, i dolci della tradizione italiana. Tra cui tiramisù, profiterol e la torta della nonna con crema pasticcera. In questo momento stiamo riempiendo i profiterol. Tra convivialità e brindisi di mezzanotte, importante è la voglia di condividere sorrisi, emozioni e nuovi inizi. Auguri per un felice anno nuovo pieno di dolcezza. Evviva, evviva! E cosa lasciamo con il 2025? Ce lo ricorda con le sue immagini e il commento Emanuela Corsi. Il 2025 sta per concludersi ed è tempo di bilanci. Agrigento sta per chiudere il suo difficile anno da capitale della cultura, tra polemiche, la pioggia caduta dal tetto del Teatro Pirandello sugli orchestrali, i tombini asfaltati poi cercati con i metal detector, gli strafalcioni grammaticali sui cartelloni. Un anno in cui troppi giovani sono stati vittime, ma anche protagonisti negativi dei fatti di cronaca. Risse degenerate finite nel sangue, spedizioni punitive, scene da Gomorra per le vie delle città. Una realtà che ha superato le fiction televisive. Come a Monreale, dove 3 ragazzi sono morti durante una sparatoria, o a Palermo, dove un giovane ristoratore è stato ucciso con un colpo di pistola per sedare una rissa. O ancora a Messina, dove Sara Campanella, studentessa universitaria, è stata accoltellata da un collega per un rifiuto.
Una Sicilia che piange i suoi figli scomparsi per mano di altri giovani che con le armi e la violenza si sentono più forti e pensano di conquistare così il rispetto. Giovani invece fragili, incapaci di gestire delusioni, sconfitte e rifiuti. Il 2025 è stato anche l'anno degli scandali che hanno travolto la sanità siciliana, giri di mazzette e appalti truccati da decine di milioni di euro, mentre c'è chi ha dovuto attendere anche 8 mesi per un referto. Su tutti il caso della professoressa Maria Cristina Gallo, morta per i ritardi degli esami istologici all'ASP di Trapani, diventata il simbolo di questa malasanità. Inchieste anche nella politica siciliana, con l'arresto eccellente di Totò Cuffaro, già condannato nel 2011 a 7 anni di reclusione. Sullo sfondo restano i problemi di sempre: siccità, strade con la broda, autostrade, ostaggio di cantieri infiniti, mentre si continua a parlare di ponte sullo stretto, che anche quest'anno resta solo un progetto sulla carta. Intanto questo Natale è stato proibitivo a causa dei costi dei biglietti aerei per tanti fuorisede che sono tornati a casa con il Sicilia Express. Nel 2025 ci ha lasciato un simbolo della Sicilia, Pippo Baudo, che ha scelto la sua Militello per l'ultimo saluto. Proprio Baudo disse: «La nostra terra ha subito tante devastazioni morali e materiali. Anche la natura qualche volta si è accanita contro la nostra terra attraverso i terremoti. Eppure che cosa è rimasto intatto? È rimasta una bellezza infinita, unica al mondo. Amara terra mia, amara e bella. Il bello vincerà, sono sicuro. Il bello trionferà». Davvero, speriamo. È il momento della nostra pausa, tra poco per il calcio, le ultime sul mercato del Catania, ormai fatta per Bruzzaniti, atteso domani in città per le visite mediche. State con noi, vi aspetto. Calcio, il Catania chiude per Bruzzaniti, nelle prossime ore le visite mediche e poi venerdì l'annuncio. L'attaccante ex Pineto sostituirà l'infortunato Cicerelli. Marco Carli. Giovanni Bruzzaniti al Catania, atteso per le visite mediche dopo l'ufficializzazione all'apertura del mercato. Poi il giocatore sarà a disposizione di Toscano, in teoria già per la partita con il Foggia. Gli ultimi colloqui fra le società, Catania e Pineto, hanno portato a limare i dettagli anche su alcuni bonus per la società abruzzese. In totale l'operazione sfiora i 500.000 euro. Per il giocatore 3 anni e mezzo di contratto. D'Andrea, in una trattativa slegata, ora in prestito al Pineto, sarà acquisito definitivamente dagli abruzzesi per una cifra vicina ai 70.000 euro. Bruzzaniti era il giocatore indicato per prendere il posto di Cicerelli dopo il brutto infortunio rimediato dal numero 10 con il Latina. Le ultime stagioni sono state di grande livello per l'attaccante, classe 2000, 15 gol, 6 assist nel 2024-2025, 9 reti, 8 assist nella prima metà di quest'anno e adesso l'arrivo in una piazza importante dove di certo il giocatore vorrà conservare lo stesso ritmo. Tutto più difficile ma anche con ambizioni diverse. Il primo squillo è del Catania, la lotta per il vertice in attesa di ritrovare le avversarie dirette sul campo è e sarà anche sul mercato. E adesso ripercorriamo il 2025 del Catania fra crescita sul campo e nella dirigenza, il primato in classifica e l'acquisizione di Torre del Grifo. Marco Carli. La fotografia del 2025 del Catania la scatta la Lega Pro, 66 punti totali. Nell'anno solare rossazzurri primi davanti a Benevento e Cerignola. Nella stagione scorsa non c'era la Salernitana in cima e il dato resta significativo. È passato un anno dalla fine del girone d'andata della scorsa stagione alla fine di questa. Il Catania è passato da un'anonima posizione di metà classifica a fine 2024 al primato di fine 2025. Un'altra vita, perché al di là della classifica il 2025 è l'anno della crescita nel segno delle differenze nei numeri, come detto, ma anche delle analogie e dei progetti condivisi. Il Catania ha cominciato e finito l'anno con lo stesso allenatore, Toscano, un segno di continuità, come una società che cresce, temprata anche dagli errori del passato, con nuove figure, con ruoli definiti. Il finale della scorsa stagione è stato comunque inattivo, col Pescara sarebbe bastato un gol in più o uno in meno subito per avere la meglio sulla squadra che poi sarebbe stata la vincitrice dei playoff. La società è ripartita contro un nuovo avversario che era stato a Catania. Una sfida costante sul mercato. Ai colpi della Salernitana, il Catania risponde irrobustendo in ogni ruolo un gruppo già valido. L'avvio, fatta salva l'eliminazione dalla Coppa, è importante. Poi arriva la debacle di Cosenza. Il Catania impara dai suoi errori. In casa è una macchina perfetta. Fuori casa qualche intoppo, come a Casarano, ma anche alcuni approcci decisi che indirizzano i match. Il risultato è il primato, seppur in coabitazione. Il tutto, mentre la società, altro dato di questo 2025,
2025 riprende possesso di Torre del Grifo, la casa del Catania dove i rossazzurri torneranno nel 2026. Progetti in campo e fuori e fiducia. C'è un obiettivo da coltivare. E noi ci fermiamo qui, appuntamento per altre notizie alle 20, buona fine e buon inizio d'anno.